Quarta corsa dall'Arcoveggio, una condizionata sul miglio che vede al via 11 concorrenti: Cayman dai Greppi, Con Andrei, Candy Febi, Grit Pretender, Cefalojet, Batiz in prima fila, Cavicchi Valm, Buttafuoco, Coschive, Country Matley e Cedro Bro in seconda. Cambio di guida su Cedro Bro, Antonio Di Nardo in luogo di Francesco Tufano. Pronostico che vede l'austriaco Grit Pretender favorito, numero 4 dello schieramento. Damien Orazem in salti, macchina che accelera. Partiti con Grit Pretender che in poche battute va a condurre nei confronti di Conan Drey e di Cayman dei Greppi. All'esterno rimane Candy Febi. Completamento dei primi 200 metri con Grit Pretender che li percorre in 14,7. All'esterno è sempre Candy Febi, in seconda posizione alla corda invece Conan Drey, che è la principale alternativa al favorito. In terza c'è Cayman dei Greppi, poi tutti in fila indiana alle sue spalle, con Candy Febi che si è accodato in quarta posizione lungo la corda. Buttafuoco precede il resto dei concorrenti con Coschive che è in sesta posizione e cerca di venire via dopo 600 metri. In 44,2, andatura quindi che si mantiene sul piede dell'1,14 scarso. Dopo i primi 800 metri di gara, i primi 4 hanno scavato margine con gli avversari. Numero 8 Buttafuoco Coschive che cerca di squalificato. ricucire il gap, ora si riaccosta al gruppetto di testa in quinta posizione. Siamo al chilometro intanto, 1,14 secco per Grit Pretender. 500 alla conclusione, accenna a muovere Conan Drey, poi aspetta ancora l'ultima curva. Intanto c'è lo scatto da parte di Coschive. Ha spostato a questo punto Conan Drey. Grit Pretender sembra aver speso il meglio e Conan Drey lo attacca. A centropista anche Coschive, ha spostato anche Candy Febi, retta d'arrivo con l'errore di Cayman dei Greppi, mentre Grit Pretender si mantiene in vantaggio. Ci prova ancora Conan Drey. Finale con arrivo serratissimo fra Grit Pretender e Conan Drey. Da rivedere questo arrivo, anche questo una foto molto molto stretta, con Grit Pretender che sembrava fermo sull'ultima curva, ma anche gli altri non avevano più tanto da dire. Sul palo l'impressione che Grit Pretender sia raggiunto e forse, ma è difficilissima, potrebbe essere anche un pari merito, i due davvero molto molto vicini, Grit Pretender e Conan Drey, che forse mette addirittura le narici davanti all'avversario, perché il fermo immagine ci mostra un arrivo davvero strettissimo, ma forse il numero 2 di Conan Drey riesce a mettere qualcosa avanti all'avversario, però foto davvero molto molto stretta, con al terzo posto dovrebbe essere non inquadrato il numero 9, anzi il numero 9 sì, di Coschive, che finisce vicino con Candy Febi al quarto.